Euroregione News. Il mosaico, tanti auguri a chi li merita tutti. Il presidente Pierangelo Defend ha ringraziato tutti i volontari contro i pesi, gli animatori, i benefattori e gli sponsor, molti dei quali presenti per l'occasione, tra cui il direttore della filiale di Banca Terra, Ranieri Fioritto. Anche le istituzioni collaborano per il buon funzionamento del centro diurno Il Mosaico e il sindaco della città di Codroipo, Fabio Marchetti, oltre a fare gli auguri da parte dell'amministrazione, ha annunciato importanti novità. Serata dedicata ai tradizionali auguri di Buon Natale qui al Mosaico, e assieme agli amici del gruppo volontari e tutti i sostenitori e le associazioni che collaborano durante l'anno alla realizzazione delle nostre attività. È l'occasione per far rivivere le immagini e le attività e le sensazioni e le emozioni che durante l'anno viviamo qui al centro insieme alle persone con disabilità. Un grazie ai numerosissimi volontari del gruppo volontari Codroipesi e del Mosaico Onlus per tutta l'attività che hanno saputo svolgere in questi anni per Codroipo e non solo, ma per tutto il Medio Friuli, rappresentando con il loro operato una delle eccellenze del territorio. Non lo dico perché sono stato invitato o perché gli vogliamo bene, ma perché sta nella realtà dei fatti. La qualità del tipo di iniziative svolte ai favori dei meno fortunati di noi è un qualcosa di unico per quanto riguarda il territorio regionale. Di questo le istituzioni devono portarne merito e riconoscenza. Abbiamo parlato di una legge che si sta avvicinando in questa settimana e che porterà di nuovo la delega del servizio sociale dei comuni a favore degli stessi, e abbiamo parlato di importanti novità che spero vengano confermate a favore della delega alla disabilità, anch'essa decisa dai signori sindaci e amministratori dei comuni della nostra regione e del nostro territorio, affinché le risorse non vengano tagliate ma vengano destinate col merito. Il Mosaico Onlus e il gruppo volontari Codroipesi rappresentano una di queste eccellenze, rappresentano il merito non solo di Codroipo, non solo del Medio Friuli, ma dell'intero panorama regionale. Grazie al Presidente, grazie a Monica per tutto quanto il lavoro che avete fatto. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.